Come si fa a non essere ottimisti? C'è un fan a playa, dice, capito? Beh. Guarda lì, sì, in questo senso l'ottimismo. Sì, perché in questi giorni poi è un classico, si verifica la solita situazione del sabato. Marcelina, è troppo cavolo, è troppo cavolo, non mi portaste, siamo alla playa, insomma, non è che dovevi immaginartelo. Guardati intorno e capirai che non è tanto la rena che è calda quanto è la tua pelle che sta incamerando calore. Ma che c'è un ferno c'è? Hai capito adesso, no? Ma come si fa tutto questo pelo in mezzo alla sabbia? Cos'è questo peloppo cos'è in mezzo alla sabbia? Che sono alghe? Sono alghe queste? Alghe. Sta tagliando a nuovo, ma metto da buono, sugli la panza, sta guardando me. Sugli la panza, sta tagliando a te, sta dicendo come possono fare entrare qui sotto, che sta passando una costiera. Insomma, ma ti sei visto tu? Sugli la panza. Vabbè, sì, ok. Aspetta che io c'è vicino, aspetta che c'è un pugno, aspetta. Dille qualcosa. Buongiorno. E da sola? Sì, sono con una mia amica. E la sua amica che non c'è, se n'è andata? È andata un attimo a prendere un caffè al bar. Perché non ci raggiunge. Perché ha difetti di pronuncia lei? No, è che sono un po' nervosa perché vi ho visto tutti e due in spiaggia poc'anzi e sono rimasta... Sento il mio amico, lui si chiama Formoso. Sì, salve, sono io. Insomma, mi aspettavo di meglio. Alla radio. Eccomi. Non è così. Eccomi, ho portato il caffè. Oh, salve, ma chi siete voi? Ecco, vi presento la mia amica. Perché? Ti sei fatto attraccare? Sempre tu sei. No, è il mio amico così che ha avuto questa iniziativa così. Stato io, signorina, stato io. Ha chiesto un attimino una cosa, niente. Fai fare queste figure, dico, ma ti avevo detto soltanto di salutarla. Sì, ma dove l'hai presi questi savonni qua? Scusa, non vedi che sono due savonni? No, però sono Ma simpatici. che simpatici, guarda, chi non la panza, chi non quando parla vuol dire... Ragazzi mia. Non vi risticchi mai. Quanti bei ragazzi che ci sono, scusa, ne potevi cercare due più meglio, no? Stai venendo un paccheggio, non vi risticchi mai che la Signorina, che fa? Ceniamo con noi? Ceniamo con noi tutti quanti? Sì, invitali in un posto però, insomma. Possiamo andare di Pino Montegallo a mangiare carne di cavallo. No, noi frequentiamo solo posti di un certo livello, guardi. Vabbè, Pino Montegallo è di un certo livello. Ma dai, ma non farmi fare ste E figure. a livello del mare, perché è la chiamata. Ma possiamo smettere qui, per favore? Ma non ce l'avete l'ombrellone? No, perché mi stai arrostendo tutta in spalla, che io domani è cara vuol dire io carriolo. Un carriolo che è rotto, no? E allora è cara tutto cosa spalla, capito? Ma perché dici queste cose? Scusa, dici per farci capire che sono un uomo che lavora. Ma cosa dici? Comunque siete troppo savonni per noi. Non vi cercate, anzi spostatevi perché state facendo ombra, che ci dobbiamo prendere il sonno. Ma signorina, ma la smetta, sì, guarda. ma sposti lì, guarda, con questa panza, no? Che mi viene l'abbronzatura come lo sconta la monaca. Sì, solo Waster, no? Guarda, prego, quanto si vede? Mamma mia. Non è che possiamo continuare così alla fine, però, Alla